Buonasera, sono sempre io, sperando che a lungo andare non mi venga a noia, perché sai, non vorrei che poi si viene a deteriorarsi quello che stiamo facendo. Però noi siamo un'associazione che non badiamo tanto alla forma, badiamo più alla sostanza, che è quella che a noi conta. Questa associazione è nata 20 anni fa ed ha resistito perché inizialmente e sempre abbiamo pensato che nasceva nell'interesse di quelli che soprattutto soffrono di malattie cardiovascolari, e abbiamo visto che cammin facendo si sono affiancate a noi anche tantissime altre persone. Oggi abbiamo avuto una giornata campale perché c'è stata dopo il fatto che 2 membri dell'associazione si erano sentiti male causa la lungaggine degli avvenimenti, allora si è dovuto ricorrere a quelle che sono le capacità dei nostri amministratori per vedere se insieme a noi si riesce a sbloccare questo dilemma, adesso non sappiamo più manco come chiamarlo. Comunque, riuscendo passo passo a fare quello che abbiamo fatto, come quella di oggi, abbiamo aggiunto un'altra perla alla corona, in modo che si possa far capire che andando a camminare insieme non si è mai soli. E allora ai miei amici sardi e ogliastrini dico, come dite voi in Sardegna, aio, muovesindi. E allora ho visto che qualcuno si è mosso, e va detto che bisogna ringraziare ed essere riconoscenti anche a tutti coloro che si sono prestati a girare a proprie spese l'Ogliastra per recuperare le firme, sempre a favore dell'ospedale in genere. Io stamattina, parlando agli astanti, ho detto che nel nostro piccolo come ospedale, perché io e altri miei coetanei che sono cardiopatici hanno girato vari ospedali, e ho detto che per quanto riguarda le capacità non siamo secondi a nessuno, perché chi agisce, chi lavora in questo ospedale è capace, non è gente improvvisata, è gente che ha studiato e che ha intenzione di continuare a migliorare le loro capacità e metterle al servizio del malato. E questo per noi è un orgoglio. Poi se alla fine della faccenda qualcuno si vuole fregiare delle penne del pavone per farci bello, per dire io, facciano pure, a noi non ci interessa. A noi, come ho detto prima, ci interessa la sostanza, non la forma la lasciamo stare agli altri. Noi ci siamo affidati, vedete, anche all'operatore che adesso mi sta riprendendo, perché sappiamo che è uno dei modi per fare arrivare la nostra voce molto lontano, perché sappiamo che è una voce ascoltata in tanti posti, tantissimi posti, e ce ne ha dato la riprova che ogni volta che la nostra associazione si presenta qui tramite la mia voce, da tante parti arrivano consensi telefonici o in altri modi. È per questo che siamo qui, è per questo che continueremo ad esserci fino a quando, come abbiamo sempre detto, fino a quando questa sala non si aprirà ed il primo paziente entrerà con la barella dentro questa sala. E noi dobbiamo capire che è un regalo che ci hanno fatto, e se non siamo capaci neanche di ringraziare oppure mettere a frutto questo regalo che ci hanno fatto, allora vuol dire che non abbiamo le capacità. Però io confido perché so che il sardo è tosto e poi alla fine capirà. Un ringraziamento a tutti, perché abbiamo avuto in questi 35-36 giorni degli atti, soprattutto di persone che sono qui venute, che non fanno parte dell'associazione, ad affiancarsi a noi per dare una mano e per vedere se possiamo portare a compimento questa azione.
siamo fiduciosi perché finalmente lo dico perché vedo che un barlume di luce si comincia a vedere, per cui stateci a fianco, combattiamo insieme, perché come dicevano i vecchi sardisti, forza Parisi, ci vedremo, arrivederci.